Buonasera, pace del Signore a tutti, ti invito ad alzarti. Adesso daremo inizio al nostro culto. Quando il pastore Enrico prima mi ha chiesto di cominciare il culto, ho detto: pastore, non c'ho una parola, non voglio cominciare, e ho detto: vai, comincia lo stesso. E stavo pensando a cosa poter dire così per cominciare il culto, e è venuta in mente una storia che ho sentito questa settimana. Quando l'uomo è andato sulla Luna per la prima volta, ha fatto il primo passo sulla Luna, il presidente degli Stati Uniti ha preso la parola lì davanti alla NASA, davanti a tutti quanti, e ha detto: oggi è il giorno più importante degli Stati Uniti d'America e del mondo intero, perché l'uomo ha fatto il suo primo passo sulla Luna. E subito dopo il presidente ha chiamato Billy Graham, il pastore Billy Graham, per fare una preghiera. E quando Billy Graham ha preso la parola, ha detto: signor Presidente, con tutto rispetto, oggi non è il giorno più importante degli Stati Uniti d'America e del mondo, perché l'uomo ha messo il primo passo sulla Luna. Il giorno più importante degli Stati Uniti d'America e del mondo è quando Dio è sceso in terra, ha messo il suo passo sulla terra. E oggi siamo qui, in un culto di Santa Cena, e ci ricordiamo che il Signor Gesù ha rinunciato alla sua gloria, è venuto qui su questa terra, ha camminato come un essere umano, ha vissuto perfettamente, è morto per i nostri peccati ed è risorto il terzo giorno. Quindi ti invito in questo momento a fare un grandissimo applauso per ringraziare il Signor Gesù per ciò che Lui ha fatto per noi. Preghiamo in questo momento. Padre Santo, eccoci qui, Signore, nella tua casa, con questa opportunità, Signore, di celebrare, cantare, esaltare, benedire, ringraziare il tuo santo nome. Siamo grati, Signore, a te, siamo grati al Signor Gesù per l'opera che Lui ha fatto per noi. Noi, Signore, non siamo degni, noi non c'era niente di meritevole in noi, ma per amore il Signor Gesù è venuto qui, ha camminato come un essere umano in perfezione, in santità, ed è morto per i nostri peccati. Oggi, se abbiamo pace con te, è per il sacrificio del Signor Gesù. Se abbiamo perdono per i nostri peccati, è perché Gesù ha versato il suo sangue per noi, e vogliamo in questa sera innalzare e ingrandire il nome del Signor Gesù. Vogliamo pregarti, Signore, perché questo culto sia totalmente preso dal tuo Spirito Santo, che il tuo sovrannaturale si manifesti in mezzo a noi, che la tua gloria, Signore, possa rompere ogni barriera dentro la nostra mente, dentro il nostro cuore, e portarci, Signore, a un'eccellente adorazione totalmente per te. Vieni a svuotare, Signore, la nostra mente, vieni a svuotare il nostro cuore da ogni preoccupazione, da tutto ciò che c'è là fuori. Vogliamo darti il meglio questa sera, così come tu hai dato il meglio per noi. Quindi esalta te stesso, glorifica te stesso e benedici questo culto nel nome di Gesù. Amen. Ho incontrato te.
orfano ero, rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro, ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me, sono fuori dal buio, gloriosa luce in me, tu mi hai chiamato, sono lì con te, fuori dal buio, la chiesa gloriosa luce in me. Tutti insieme, ero perduto, tu mi hai salvato, senza rifugio, orfano ero, rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro, ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce in me, tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa Applaudiszioni più forte. gloriosa luce, il Signore è la gloriosa luce, Noi ti adoriamo, Gesù. alleluia. Alleluia. Ma mi ha chiamato cittadino del cielo. Tu puoi battere nel tuo petto e dici, ma mi ha chiamato cittadino del cielo. Che nome glorioso, cittadino del cielo. Io non sono di questo mondo, io faccio parte della città celestiale. E tutto questo è stato possibile per un sacrificio di Gesù che noi celebriamo oggi, che noi ricordiamo oggi. Quel giorno tutto sembrava buio, ma al terzo giorno Gesù è vinto contro la morte. Andiamo insieme, adoriamo il Signore, comincia a dire parola di ringraziamento a Lui per tutto ciò che Lui ha fatto per la tua vita. Luna e le stelle piangono perché il Salvatore è morto sulla croce, suo sangue ha versato per i miei peccati, tutte le mie colpe su di Lui. Grazie Gesù, grazie Padre. Con un ultimo respiro, mentre il sole una grande battaglia fatta contro la morte e i poteri dell'inferno sconfitto. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morti, dove sei? Direi ha vinto contro te. Per
sì è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morti, dove sei? Il mio re risuscitò, ha vinto contro me. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, Noi siamo di Cristo, noi siamo di Cristo. Lui ci ha comprato, Lui ci ha raggiunto. Noi siamo di Cristo, noi siamo, noi siamo, noi siamo. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Lui ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Lui ha vinto il terzo giorno, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Lui ha deciso, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Lui ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Dichiara, lui ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo, cantiamo alleluia. Lui ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò il terzo giorno. Per sempre lui alzato è, per sempre adorato è, per sempre ha vinto, risuscitò. La morte ha vinto.
che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Sto preparando
giorni sei tu, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, dichiara Cristo, è Cristo. Perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, Gesù. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore Gesù. Lui merita che noi spendiamo la nostra vita per Lui. Lui merita che noi gli rendiamo ogni onore, ogni gloria, ogni adorazione, la potenza, il meglio dei nostri cuori. Lui merita tutto questo. E proprio adesso noi celebriamo il motivo per cui Lui merita tutto questo. Perché un giorno Lui ha deciso, come è già stato detto prima, di scendere in mezzo a noi, di farsi carne e di morire per noi. E oggi noi siamo qua in questo culto speciale di Santa Cena per ricordare questo. Gesù stesso ci ha chiesto: fate questo in memoria di me. Non dimenticatevi quello che io ho fatto per voi. Non dimenticatevi quanto io vi amo. La Santa Cena è un momento in cui noi ci possiamo ricordare dell'amore di Dio e ci possiamo ricordare della promessa che Lui ci ha fatto, che Lui ritornerà. E in questo momento noi celebreremo la Santa Cena del Signore. Per questo voglio leggere insieme a voi il testo che si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, che dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Come sapete, noi abbiamo questa usanza, questa dottrina di servire la Santa Cena solamente ai nostri fratelli e sorelle che sono già battezzati nelle acque e che sono in comunione con la Chiesa, non per forza con questa Chiesa, ma con la Chiesa di Cristo. Quindi tu che oggi puoi partecipare della Santa Cena, io voglio invitarti a non vivere questo momento come un momento qualsiasi. Voglio chiederti di prendere coscienza di quello che questo testo ci ha appena trasmesso. Discerni il corpo del Signore in questi alimenti. Sappi che quando entreranno dentro di te, lo stesso Gesù simbolicamente sta prendendo vita dentro di te. È un Gesù che può portare cura, è un Gesù che può portare liberazione, è un Gesù che può portare riconciliazione.
prendi questa santa cena questa sera con serietà, con consapevolezza e con lode a Dio per quello che Lui ha fatto per te. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo consacrare a te questi alimenti, questo pane che rappresenta il tuo corpo e questo succo che rappresenta il sangue che tu hai versato per noi. Ti chiedo, Signore, che quando entreranno in noi questi alimenti prendino vita, Signore, che tu, Signore, e il tuo spirito possano produrre un effetto sovrannaturale nei nostri corpi e soprattutto nei nostri cuori. Vieni a portare la cura, vieni a portare la liberazione, vieni a cambiare, Signore, cuori questa sera. Porta la convinzione attraverso il tuo spirito. Fai sì, Signore, che questa non sia una sera normale, ma che per mezzo della tua santa cena noi possiamo riconciliarci ancora una volta con te. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita.
Signore dei miei giorni, è Cristo. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza, Egli verrà. Al dominio di ogni cosa Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza, Egli verrà. Al dominio di ogni cosa Cristo verrà, portando la sua ricompensa, è Cristo. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Cristo. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni. Amen. E allora, come il Signore Gesù ci ha insegnato, prendiamo tutti insieme come uno in Cristo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha donato per noi. E dopo il pane prendiamo insieme da questo calice, il calice del sangue di Cristo che ha versato per tutti quanti noi, per essere riconciliati con il Padre.
Glória a Jesus. Lui è in casa. Lui è qui. E la sua presenza si può sentire. Lui è qui perché anche tu sei qui. E Lui ti ama tanto che sono sicuro che il suo cuore è pieno di gioia, perché Lui vuole farsi revelarsi, Lui vuole si mostrare a te chi è Lui, un padre, un amico, un Dio che sempre è stato al tuo lato, che non ti ha abbandonato mai e non ti abbandonerà mai. Come non amare un Dio come il nostro Dio? E la mia preghiera è che i nostri cuori non si endureça mai. Anzi, que ogni culto, ogni momento nella sua presença, ogni momento di adorazione, il nostro cuore si strappi davanti alla presenza sua. Che il nostro cuore, che a volte è colpito dal mondo, che a volte è, diciamo, stretto, a volte il nostro cuore non sta più sopportando le prove, i deserti, i problemi, perché dovunque andiamo, dovunque siamo, ci sono quei momenti che sembra che vogliono ucciderci, vogliono umiliarci, vogliono distruggere la nostra anima. In questi momenti è il momento in cui Dio ci regala con la sua presenza, perché è un culto speciale di Santa Cena, è un culto dove celebriamo la sua morte, la sua resurrezione, la sua presenza. E cari fratelli, care sorelle, succederà tante cose nella tua vita. Dio c'è tante cose per versare nella tua casa, nella tua famiglia e nel tuo cuore, perché tutti sanno quello che sta succedendo in questa chiesa, tutti sanno, tutti vedono, tutti sentono la sua presenza manifestata qui, perché Dio c'è un piano grande, ma così grande in questa nazione. Ma prima di fare una cosa grande su questa nazione, Dio farà una cosa grande dentro di te, nel tuo cuore. E è importantissimo che ci raccordiamo sempre nelle nostre preghiere, quando siamo davanti alla sua presenza, sempre dobbiamo chiedere: Signore, cambia il mio cuore, Signore, spezza il mio cuore, Signore, mi fa una persona secondo la tua volontà, secondo il tuo carattere, secondo la tua giustizia, secondo il tuo cuore.
prepara ogni cuore in questo momento che brucia, come una preghiera personale, come una richiesta di aiuto, come un atto di amore, in nome di Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. Wow. Wow. Gloria a Dio. No, non ho sentito. Gloria a Dio. Alleluia. Diamo un bello applauso. Alleluia. Lui ha merito, Lui merita più forte, Lui merita il nostro meglio, perché Lui è il meglio, è il migliore, il più grande, è meraviglioso, è il Re dei Re, il Signore dei Signori, Dio dei Dio. Alleluia, amém. Pai, io sono. Se finirebbe adesso, potevo andare a casa contento già, perché ho già sentito la sua presenza, ho già fatto la Santa Cena e è stato meraviglioso fin qui. Però Dio è così buono, è così meraviglioso che c'è ancora di più. Amém? C'è ancora la sua parola che sarà predicata tra poco. Io sono sicuro che lo Spirito che c'è qui, lo stesso Spirito che c'è qui, verserà sul nostro cuore una parola potente e saremo benedetti in nome di Gesù. Amen? Io volevo condividere, vi comunicare qualche avviso. Il nostro primo avviso è, adesso dipendo là dei ragazzi là. Qual è il primo avviso? Domani alle 2 di pomeriggio pre-fusion. È sempre loro. Alleluia. E alle 4 avremo il nostro, ci sarà il fusion. Terreno buono è il titolo del messaggio di domani. E vi convido tutti quanti, tutti i giovani sotto i 42 come me, di essere qua insieme a noi, perché io sono sicuro che ci saremo qua un bello momento, come tutti gli altri. Sono sicuro che Dio già è là. È così? Dio è già nel domani. Domani per noi qua non è ancora arrivato, ma per Dio sì. E Lui è già là per benedire la nostra domenica, la nostra vita, e in nome di Gesù. Alle 4 inizia il nostro fusion, però arrivi un po' prima, alle 2 ci saremo qua con un po' di giochi, sarà un momento divertente. E amen? Mercoledì prossimo riprendiamo il nostro, cellula, nostro in casa, nostro momento di alleluia. Adesso non ho neanche bisogno di chiedervi. E sai una cosa bella di tutto questo progetto di in casa è perché mi fa ricordare un po' dei primi passi che facevano gli apostoli, perché in quello tempo non c'era il tempio. Tempo dei apostoli non c'era un capannone così bello come il nostro, non c'era un luogo specifico per celebrare a Dio. C'era i tempi dei giudei, ma non era quello. E questi in casa è dove succedono le cose, è dove condividiamo le nostre testimonianze, è dove Dio opera, è dove Dio lavora, è dove Dio ci parla, e è un progetto bellissimo. Quindi qua ci sono 5 incontri, 5 case
che stanno con le porte aperte per riceverti e benedire la tua vita, in nome di Gesù. Abbiamo la via, Castadazzano, Shalom, Porto San Pancrazio, Ponte di Gioia, Saval, Rinascere, Bussolengo e Casa di Adorazione Ronco Adige. Amen? Quindi non può essere fuori. C'è là, Dio è aperto una porta vicino a casa tua. A volte non è così vicino, ma ci sta, dai. Ci sta, qualche 10 minuti di macchina ti arrivi. O no? Quindi se non fai ancora parte, se ancora non vai nessuno in casa, nessuno di questi luoghi qua, arrivi qua, parli con qualsiasi leader, qualcuno di noi, che scopriremo una in casa vicina a casa tua. Amen? Alleluia! Beyond, sta arrivando, è Beyond. Ho sentito parlare che sono quasi finiti. Quasi finiti. Se hai ancora il desiderio di andare lì, di essere benedetti in questo bello progetto, questo tempo di adorazione, questo tempo magnifico, parli con la Gabi o parli con la pastora. Amen? Sarà pazzesco, fantastico, non solo per questa chiesa, per l'Italia. Sarà un progetto impressionante. Io sono convinto di cosa succederanno dopo questo evento qua. Cose bellissime succederanno e io sono sicuro che in quel momento là di adorazione sarà un tempo in cui Dio si manifesterà a questo popolo, a questa gente. Amém? Io sono sicuro che sentirei tante testimonianze in nome di Gesù e per la gloria di Dio. Amém? Alziamoci di pé. Un attimino solo perché voglio condividere con voi. Allora, un momento importantissimo anche, perché tutta questa cosa che sta succedendo qua in nostro mezzo, in nostra chiesa, è perché tu sei stato fedele. E perché tu sei stato fedele? Perché Dio è stato fedele con te. O no? Dio ci ha dato un grande compito. Dio ci ha dato un grande affare che dice. Cos'è? O diciamo che Dio ci ha dato un ordine. Cosa lui ha detto? Andate dappertutto e predicate la mia parola, predicate l'Evangelio di Dio. E com'è che si predica? Com'è che si fa l'opera di Dio? Prima di tutto, preghiera. Senza preghiera nada va, nulla va, non si fa nulla. Digiuno, consacrazione, santità, e ci sono tante cose che si fa l'opera di Dio. E una di questa, diciamo, lista è l'offerta e la sua decima. È questo che ci fa affittare questo capannone, è questo che ci fa fare un bel momento di adorazione, perché tutta questa cosa qua ci vuole soldi, no? Ci vuole soldi. Però io sempre dico una cosa, non possiamo offertare, non possiamo consegnare la decima perché sto pensando in prendere qualcosa in cambio. No, deve essere un'attitudine di gioia, di grazia, di allegria, né? E non con, no, soldi un'altra volta, no. Non mi piace, ma però vado lì, consegno qualcosina perché tutti vanno, non posso rimanere così fermo, se non mi vedranno che non offerto. No, non è così. Deve essere con gioia. Io sono sicuro che quando consegniamo, quando offertiamo con gioia, con amore alla opera di Dio, sicuramente saremo benedetti. E chi guadagna con tutto questo? Tu, tuoi figli, i bambini che sono là dietro, i giovani che saranno qua domani e tutta la città, perché è così che la parola di Dio sta sendo predicata para a glória de Deus. Amém?
Preghiamo? Amen. Grazie mille Signore Gesù, perché fino qui tu hai benedetto i tuoi figli, tu hai benedetto la famiglia tua, la casa tua, la tua chiesa, Signore. Io voglio chiederti in questa sera che le porte, le finestre del cielo possano aprire e che su ogni vita che è qui oggi possano versare la tua benedizione, Pai, che tutto ciò che hai sognato per i tuoi figli, Pai, in nome di Gesù, che loro possano contemplare la tua manifestazione, che la testimonianza possano essere vissuta, che le esperienze possano essere vissute, Pai, per la gloria del tuo nome. Benedice, Signore, i tuoi figli, benedice, Signore, il tuo popolo, in nome di Gesù. Amém? Potete venire? Eccoci qui, noi siamo
pace del Signore a tutti. Vi invito a alzarvi in piedi un attimino. Oggi sono buono perché l'orario è già un po' avanzato. Sappiamo che il culto di Santa Cena è sempre un po' più lungo, ma avevo detto in passato, e io non me ne sono dimenticato, che questa canzone si canta da in piedi. Quindi per oggi non ve la faccio rifare, ma la volta prossima sappiate che si rifarà tutta la canzone finché non sarete tutti in piedi a lodare il Signore, dichiarando che siamo uno in Cristo. Ma vi ho fatto mettere in piedi per un altro motivo molto simile a questo, molto particolare, perché oggi è il culto di Santa Cena, no? Uno dei significati della Santa Cena, cari fratelli e care sorelle, ci sono diversi significati nella Santa Cena, no? Nel corpo, nel sangue, ci sono tanti significati, ma uno dei significati che noi troviamo biblicamente, lo leggiamo in 1 Corinzi al capitolo 10 ad esempio, è che quando noi benediciamo questo corpo e prendiamo tutti quanti da questo corpo, noi stiamo dichiarando che siamo uno in Cristo, che siamo un solo corpo, che siamo la Chiesa del Signore, no? E quindi non abbiamo cantato questa canzone in piedi, allegramente, tutti insieme, ma quantomeno adesso diamoci un bel abbraccio per continuare questo momento di essere uno in Cristo. Abbraccia la persona vicino a te, davanti a te, dietro di te, in diagonale, sud-sud-ovest. Non possiamo celebrare la Santa Cena se non viviamo l'essere uno in Cristo. Amen. Vi ho fatto anche alzare in piedi per pregare insieme. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento in cui la tua parola viene versata sulla Chiesa, affinché insieme alla tua parola il tuo Spirito possa accompagnare, Signore, ogni frase, tutto quello che sarà detto, e possa penetrare i nostri cuori, possa entrare nelle nostre menti, possa mettere un seme di salvezza, un seme di vita eterna, quel seme che la tua parola può piantare e dal quale può generare frutti di vita eterna. Ti prego, Signore, per me, e ti prego, Signore, per ogni fratello, per ogni sorella qua presente, per coloro che vedranno, che stanno guardando la trasmissione in live, Signore, che attraverso questa parola tu possa veramente toccare i nostri cuori e cambiare radicalmente le nostre vite per assumere il tuo carattere, il carattere di Cristo. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, leggerò dal versetto 3 in avanti. Potete seguire qua sul proiettore. Vangelo di Giovanni, capitolo 13, dal versetto 3 in avanti, dice così: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugamano, se lo cinse. Qua questo episodio, l'episodio della lavanda dei piedi che adesso leggeremo, è un episodio che si svolge nel momento dell'ultima cena che Gesù fa con i suoi apostoli, qualcosa che anche noi abbiamo appena celebrato. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Non mi laverai mai i piedi. Gesù allora gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me.
E Simon Pietro allora rispose: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e la testa. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva, e per questo disse: non tutti siete puri. Quando dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io vi ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Amen. Amen. Questo testo, il testo della lavanda dei piedi, un testo abbastanza conosciuto della parola di Dio, è un testo che si può leggere in due modi, si può leggere con due punti di vista. Sicuramente andando a estrarre dal testo vari argomenti, vari temi, si possono leggere in svariati, in centinaia di modi, ma questo testo si può leggere in due modi principali. Il primo modo è il modo letterale, è il modo esplicito, è quello che noi veramente abbiamo visto e abbiamo letto in questo testo. L'altro modo è un modo un pochino più implicito, un pochino più nascosto, tra virgolette. Qual è il modo esplicito con il quale si può leggere questo testo? Qua Gesù stava dando un grande insegnamento. Adesso non tutti i Vangeli sono uguali. Ci sono alcuni Vangeli che raccontano questo episodio in un modo, altri che lo raccontano in un altro. Ad esempio, soltanto il Vangelo di Giovanni ci parla della lavanda dei piedi. Ma nel Vangelo di Luca, il capitolo 22, che ci sta parlando sempre di questa ultima cena, noi vediamo che sorge una specie di discussione, almeno una domanda tra gli apostoli. E questa domanda è: chi è il più grande tra di noi? E Gesù risponde a questa domanda con un'altra domanda e dice così: secondo voi chi è il più grande? Colui che si siede a tavola o colui che serve a tavola? È ovvio che la risposta è colui che si siede a tavola. Però Gesù continua dicendo così: ora, se io, come dite voi, sono Signore e Maestro, perché io sono venuto in mezzo a voi come un servo? Praticamente Gesù sta dicendo: è vero, il più grande è colui che si siede a tavola, sicuramente, ma io, che voi riconoscete sono più grande, che gli apostoli avevano già riconosciuto che Gesù era il Messia, era il Cristo, era il Figlio di Dio, se io che sono il più grande, io sono venuto in mezzo a voi come un servo, come colui che serve alla tavola. E è questo ciò di cui ci sta parlando esplicitamente, letteralmente questo testo. Per me, al di fuori dell'episodio del sacrificio di Cristo sulla croce, questo è il testo biblico che più di tutti ci fa capire quel passo meraviglioso che troviamo in Filippesi 2 dal versetto 5 in avanti, quando l'apostolo Paolo dice così: che abiti in voi lo stesso sentimento che c'era in Gesù Cristo, il quale non ha ritenuto l'essere uguale a Dio, non ha ritenuto l'essere Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, qualcosa a cui prendersi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo esteriormente come uomo, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per me questo testo della lavanda dei piedi, vedere simbolicamente Gesù che si alza da tavola, no, abbiamo appena letto, Gesù si è alzato e ha deposto le sue vesti, si è tolto i suoi vestiti, ha deposto chi lui era. È una figura di quello che noi abbiamo visto in Filippesi 2,5. Gesù ha svuotato se stesso, si è svuotato della sua divinità, facendosi servo per noi. Per me
questo testo di Filippesi è uno dei testi più belli della Bibbia, e questo episodio della lavanda dei piedi ci spiega veramente quello che Gesù ha fatto. Gesù si è tolto le vesti, ha preso un asciugamano, si è inginocchiato davanti ai suoi discepoli, ha cominciato a lavargli i piedi, e lavare i piedi non era qualcosa che un amico faceva per un altro. Lavare i piedi era un'usanza destinata ai servi della casa o ai più umili dei servi della casa. Gesù ha fatto questo per i suoi amici. E penso che questo sia figuratamente qualcosa che anche noi dobbiamo imparare a fare. Non solo il servire gli altri, sicuramente il servire gli altri, ma alla base del servire gli altri Gesù ci ha insegnato qualcosa qua. Lui ha svuotato se stesso. E noi penso che dobbiamo imparare come cristiani, come figli di Dio, a svuotare noi stessi, a svuotarci da ciò che ci impedisce di servire gli altri. Cos'è che ci impedisce di servire gli altri? A volte il nostro ego, no? Il nostro orgoglio. No, io non, figurati se mi metto a lavare i piedi puzzolenti di un altro. No, io non sono fatto per fare questo lavoro qua, no? Io sono fatto per fare un lavoro un po' più decoroso, dignitoso, un po' più in vista. Questo lavoro qua non è un lavoro per me, non è un lavoro che mi piace. Eppure Gesù ci sta facendo vedere che Lui ha tolto da sé la sua divinità. Gesù ha perso sulla terra la sua onnipotenza. Gesù ha perso sulla terra la sua onniscienza. Gesù ha perso sulla terra la sua onnipresenza. Gesù ha perso sulla terra la sua eternità. E questo è quello che noi abbiamo celebrato oggi, perché se Gesù fosse stato eterno, immortale, anche sulla terra, questo sacrificio non sarebbe servito. Anzi, non ci sarebbe proprio stato. Gesù ha deposto chi Lui era. E questo è quello che anche noi dobbiamo imparare a fare per diventare veramente dei servi. E dobbiamo diventare servi gli uni degli altri. No? Tanti dicono: ah, ma io sono servo di Cristo. No, è giusto, la Bibbia stessa ci invita ad essere servi di Cristo. Paolo dice: io sono schiavo di Cristo, dobbiamo essere servi di Cristo. Ma qua Gesù non ci dice essere servi suoi. Nel versetto 14 Gesù dice: se dunque io, che sono Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io vi ho fatto. Gesù non dice anche voi mi facciate come io vi ho fatto. Gesù dice anche voi facciate. Facciate a me, sì, fare a Gesù sicuramente, ma non solo a Gesù. Quello che Gesù vuole insegnarci qua, questo esempio che ci dà, è l'esempio di servirci gli uni gli altri come fratelli. Di non considerare nessuno inferiore a noi stessi, anzi di considerare noi inferiori agli altri, per poter essere servi gli uni degli altri. Svuotarci di noi stessi, svuotarci del nostro ego, svuotarci del nostro orgoglio non è qualcosa di facile, qualcosa sulla quale ognuno di noi deve lavorare. Dobbiamo essere cristiani maturi. Dobbiamo essere cristiani maturi per poter svuotarci del nostro orgoglio. Sapete, la Bibbia stessa ce lo dice. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice così: quando una persona è nuova convertita, non dargli incarichi di leader nella chiesa, non metterlo a fare presbitero, non metterlo a fare diacono, non metterlo a fare lavori di questo tipo, non dargli incarichi. Perché? Perché non succeda che si insuperbisca, che diventi orgoglioso e caschi nello stesso peccato che ha commesso Satana. Quindi lo svuotarsi dell'essere orgogliosi non è qualcosa che facciamo da un giorno all'altro, è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere cristiani maturi per veramente riuscire a svuotarci di noi stessi, di questi sentimenti di egoismo, di orgoglio, di avarizia, di cercare di essere i primi, no? I più grandi, come gli apostoli dicevano che volevano essere. Che è il più grande tra di noi? È qualcosa sul quale noi dobbiamo lavorare. Ma fratelli, una frase che ho sempre sentito è che la chiesa è come un ospedale, no?
Penso che molti di voi hanno già sentito questa frase, ma dire che la Chiesa è come un ospedale perché ci vanno le persone malate, le persone che hanno bisogno di cura, le persone che hanno bisogno di ristoro, di rinnovo, di restaurazione, sicuramente è vero. Ma come in un ospedale le persone vanno perché hanno bisogno di cura, ma vengono curate, allo stesso modo così è anche la Chiesa. Le persone vengono perché hanno bisogno di cura, di rinnovo, restaurazione, sì, ma tutto questo deve succedere nelle loro vite, deve succedere nella mia vita, deve succedere nella tua vita. Dobbiamo essere curati, dobbiamo migliorare, dobbiamo maturare come cristiani. Non possiamo restare cristiani neofiti, cristiani appena nati. Non possiamo continuare a desiderare il puro latte spirituale. Dobbiamo crescere nella nostra vita cristiana, e crescere nella nostra vita cristiana significa maturare anche in questo senso, cominciando a imparare a lasciare da parte chi noi vorremmo essere, svuotare noi stessi per fare spazio al servizio degli altri. Questo è il primo significato che questo testo ci invita a capire. È il significato più letterale, il significato più esplicito, ma c'è un secondo significato che è un pochino più implicito. Infatti Gesù non lava i piedi agli apostoli in quel giorno solo come un atto simbolico per essere d'esempio, per far assumere agli apostoli e anche a noi che oggi leggiamo questo testo un carattere di servo. C'è un altro significato, perché Gesù lava i piedi quel giorno agli apostoli come un atto simbolico della purificazione. Fratelli, noi dobbiamo essere purificati. Questo è uno dei fulcri, del centro del Vangelo di Cristo. Noi cristiani dobbiamo essere purificati. È questo che Gesù stava insegnando quel giorno, il ministero della purificazione. C'è bisogno che noi siamo lavati dei nostri peccati. È qualcosa di cui ho parlato molto velocemente anche la settimana scorsa, no? Parlando del sangue di Cristo, vedendo come in Apocalisse l'Apostolo Giovanni ha visto quella folla di persone vestite di bianco, e quando ha chiesto chi sono queste persone, gli è stato risposto: queste sono le persone che hanno lavato le loro vesti nel sangue di Cristo. Quindi il sangue di Cristo simbolicamente ci lava, ma non è propriamente il sangue di Cristo che ci lava, che ci purifica. Chi fa questa azione nella nostra vita è lo Spirito Santo di Dio. C'è scritto nella lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, che Dio ci ha salvato per la sua misericordia mediante il lavacro o il lavaggio, diciamo così, il lavaggio della rigenerazione. È questo che noi dobbiamo vivere quando viviamo la purificazione, il lavaggio della rigenerazione. Che cosa vuol dire essere rigenerati? Essere rigenerati semplicemente vuol dire che siamo stati generati, qualcosa è stato generato, qualcosa è nato, successivamente è morto, è venuto a non esistere più, e poi essendo rigenerato è tornato a vivere. E di che cosa si sta parlando quando si parla di rigenerazione nella vita cristiana? Non si sta parlando della nostra vita fisica, sicuramente, e non si sta parlando neanche della nostra vita spirituale. Si sta parlando della comunione con Dio. Dio ci ha creati con una comunione perfetta a Lui. Noi avevamo una comunione perfetta con Dio, ma dal momento che l'uomo ha peccato, questa comunione è venuta a mancare. E attraverso questo lavacro, questo battesimo di rigenerazione, noi ritorniamo a avere questa comunione perfetta con Dio, che è qualcosa che noi avevamo perso a causa del peccato. La comunione con Dio, una cosa che in questi anni ho sempre sentito, quando persone che avevano intimità con Dio, persone che avevano una vita forte spirituale, venivano a cadere nel peccato, una delle cose che mi dicevano come prima conseguenza del loro peccato
è che quando andavano a pregare non riuscivano a sentire la voce di Dio. Perché? Perché il peccato ci toglie dalla comunione con Dio. Queste persone erano persone piene di Spirito Santo, persone di preghiera, persone che sentivano la voce di Dio, ma quando cadevano nel peccato, si inginocchiavano ai piedi del loro letto per pregare, lo Spirito Santo non gli parlava, non riuscivano a sentire la voce di Dio. E questo finché non c'era una restaurazione con il Signore, non c'era questa rigenerazione della comunione con Dio. La rigenerazione è ciò che succede quando noi veniamo purificati, e noi dobbiamo essere purificati. Nel Salmo 51, il salmo che Davide scrive quando ha peccato con Betseba e dopo ha ucciso la moglie di Betseba, i primi versetti dicono così: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei peccati, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. In che modo noi possiamo vivere questa purificazione? In che modo noi possiamo vivere questa riconciliazione? Attraverso il cosiddetto battesimo di ravvedimento. Il battesimo di ravvedimento non è il battesimo che noi facciamo quando scendiamo nelle acque del lago di Garda, noi come Chiesa B-Church che facciamo i battesimi al lago. Quello è il battesimo sicuramente, che simbolicamente ha il significato, uno dei significati è il ravvedimento, ma il battesimo di ravvedimento è quello che noi viviamo nel nostro cuore, nel momento in cui riconosciamo Gesù come Signore della nostra vita, nel momento in cui ci rendiamo conto che siamo sporchi, che siamo peccatori, che non siamo degni, nel momento in cui ci rendiamo conto di tutto questo e vogliamo abbandonare la nostra vita di peccato, vogliamo abbandonare quello che eravamo prima, la vecchia creatura, per rinascere a nuove creature, diventare persone nuove, diventare persone che puntano a una vita di santità. In questo momento, quando abbiamo questa vera convinzione nei nostri cuori, noi viviamo quel battesimo di ravvedimento, quel battesimo che è quel lavacro di rigenerazione che ci purifica dai nostri peccati. In questo momento noi viviamo la vera rigenerazione della comunione con Dio. Questa è l'importanza del battesimo di ravvedimento che ognuno di noi deve vivere. Se oggi tu ancora non hai vissuto questo battesimo di ravvedimento, comincia a pregare Dio perché Dio ti dia la fede, ti dia la misericordia, ti dia la grazia di vivere questo ravvedimento nella tua vita. Il ravvedimento è il ritorno al principio, è il ritorno al primo amore. Il ravvedimento è tornare a Dio con tutto il nostro cuore. E questo è qualcosa che ogni cristiano ha vissuto, perché se non l'abbiamo vissuto non siamo cristiani. Il ravvedimento è alla base della vita cristiana. Quando in Atti degli Apostoli la folla ha visto gli apostoli ripieni di Spirito Santo e hanno chiesto a Pietro: in che modo possiamo ricevere anche noi questo Spirito, in che modo possiamo avere anche noi questi doni? Pietro gli dice due cose: ravvedetevi e siate battezzati, ma per prima cosa ravvedetevi. Questo è il principio, è la base della nostra vita cristiana, e noi dobbiamo vivere questo lavacro, questo battesimo di rigenerazione, di purificazione nelle nostre vite. Ma l'insegnamento di Gesù andava oltre a questo ravvedimento, perché Pietro gli dice: Signore, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: no, se io non ti lavi i piedi tu non avrai nessuna parte con me. E allora Pietro risponde: no, allora da buon sanguigno, no, che non cambia mai idea, no, allora lavami tutto, piedi, lavami le mani, lavami la testa, lavami completamente. E allora cosa gli risponde Gesù? Gesù gli dice: non c'è bisogno di questo, perché chi è già lavato non ha bisogno di lavarsi tutto quanto.
basta che si lavi i piedi. Gesù sta dicendo: tu che hai già vissuto il ravvedimento, questo battesimo di ravvedimento, che sei già stato purificato inizialmente dai tuoi peccati, che già sei una nuova creatura, non hai bisogno di rivivere tutto questo. Ma c'è una cosa di cui tu hai bisogno: di lavare i tuoi piedi. Perché di lavare i tuoi piedi? Perché semplicemente i piedi sono la prima cosa che si sporca. Quando noi usciamo di casa, quando noi camminiamo, la prima cosa che noi sporchiamo sono i nostri piedi. La Bibbia ci parla della sporcizia dei piedi in vari modi, no? In Romani Paolo dice quanto sono belli i piedi di coloro che portano le buone notizie, di coloro che predicano il Vangelo, che spargono il profumo di Cristo. Perché sono belli questi piedi? Perché sono puliti, profumati? No, tutto il contrario, perché sono sporchissimi. Ma sono sporchi perché si stanno impegnando nell'opera di Dio. Allo stesso modo nel libro dell'Esodo, con la prima manifestazione in cui Mosè vede Dio in mezzo a quel pruno, a quell'albero ardente, di una fiamma che non si consumava mai, Mosè si avvicina a questa fiamma che gli sta parlando e la fiamma, no? L'angelo che c'è nella fiamma gli dice: Mosè, fermati, ma togliti prima le scarpe se ti vuoi avvicinare, perché questo luogo è un luogo santo. Perché doveva togliersi le scarpe? Per rispetto? Non era una questione di rispetto, è perché simbolicamente le scarpe, i calzari erano la cosa più sporca che Mosè aveva. E andando alla presenza di Dio noi non possiamo andare con un cuore sporco, non possiamo andare sudici, non possiamo andare sporchi alla presenza di Dio. La sporcizia nella Bibbia ci parla sempre in riferimento al peccato. In Zaccaria, il capitolo 3, quando Zaccaria ha quella visione del sacerdote Giosuè, vede il sacerdote Giosuè pieno di abiti tutti sporchi, e un angelo che dice: cambiate subito le vesti a questo sacerdote. E quando gli vengono cambiate le vesti, l'angelo dice: hai visto? Adesso io ti ho purificato dai tuoi peccati. La sporcizia nella Bibbia ci parla di peccato. E quindi quando Gesù ci sta dicendo che dobbiamo aver lavato i piedi, è perché simbolicamente questi sono i primi peccati che noi commettiamo, sono quei peccatini di tutti i giorni. Perché è vero, noi siamo stati lavati, rigenerati, abbiamo vissuto un battesimo di ravvedimento se siamo cristiani, ma purtroppo ognuno di noi ancora pecca. Non è obbligatorio peccare, c'è la possibilità di non farlo, c'è la possibilità di vivere una vita di santità, ma purtroppo succede qualche volta di peccare, succede qualche volta di cadere. E Gesù ci dice: sei caduto, ok, adesso purificati. Gesù non ci dice: sei caduto, non c'è problema, la mia grazia ti basta. Non è così. Io penso che questo episodio biblico ci debba fare discernere molto bene in che modo posizionarci verso alcune correnti teologiche di pensiero, come l'ipergrazia, no? Che negli ultimi anni sta spopolando questa grazia di Dio che supera qualsiasi peccato, che non c'è bisogno di pentirsi, che Gesù è già morto, puoi fare quello che vuoi. Non è così, fratelli. Gesù è già morto, ma non puoi fare quello che vuoi. Prima di tutto devi credere in Lui, esserti ravveduto, e dopo che ti sei ravveduto devi vivere una vita ricercando la santità. Ma se cadi, Gesù ci insegna, se cadi, i tuoi peccati devono essere purificati. Tu devi continuare a essere purificato. Non c'è bisogno di lavare di nuovo la testa, non c'è bisogno di lavare di nuovo le mani, ma ogni peccato che fai, il primo peccato che fai, quello che si ferma alla pianta dei piedi, subito corri ai ripari, subito deve essere purificato, subito. Fratelli, noi dobbiamo vivere questa purificazione quotidianamente. In che modo vivere questa purificazione? La Bibbia ci dice che Dio sempre accetterà una persona che con un cuore afflitto va da Lui. Sempre Davide in questo Salmo 51 dice così a Dio: Dio, io so che tu non desideri i miei sacrifici, quello che tu desideri è il mio cuore afflitto. Se noi pecchiamo, se noi cadiamo, se noi sbagliamo,
l'unica cosa che dobbiamo fare è renderci conto di quello che abbiamo fatto e tornare a Dio con un cuore pentito, con un cuore afflitto, con un cuore che vuole veramente riconciliarsi con Lui. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Per questo solitamente quando facciamo la Santa Cena io non leggo tutto il testo come l'ho letto oggi, di solito leggo solo alcuni versetti. Oggi ho voluto leggere 1 o 2 versetti in più, perché nei versetti che ho letto successivamente l'Apostolo Paolo dice così: perciò ognuno di voi prima di prendere la Santa Cena esamini se stesso. E questo è qualcosa che noi dobbiamo cominciare a fare, fratelli, esaminare noi stessi. Perché dobbiamo esaminarci prima di prendere la Santa Cena? La Santa Cena rappresenta il momento in cui Gesù è morto per i nostri peccati e noi la prendiamo perché ci siamo ravveduti dei nostri peccati. Questo è uno dei motivi per i quali diamo la Santa Cena soltanto alle persone battezzate, perché crediamo che le persone battezzate abbiano vissuto questo lavacro di rigenerazione, questo battesimo di ravvedimento. E se Gesù è morto per i nostri peccati e noi prendiamo la Santa Cena perché ci siamo ravveduti, abbiamo dichiarato che ci siamo ravveduti dai nostri peccati, ma quando andiamo a prendere la Santa Cena siamo in peccato, non va bene. Non va bene. È come dire, non è servito a niente quello che hai fatto, Gesù. È come dire, tu sei morto per me, ma io sto continuando a peccare. E non sto dicendo che chi è in peccato non può prendere la Santa Cena, perché se fosse così probabilmente saremmo tutti a digiuno questa sera. Ma quello che sto dicendo è che prima di prendere la Santa Cena esamina te stesso, guarda quello che hai commesso questi giorni e dopo che hai esaminato te stesso e dopo che ti sei reso conto che c'è qualcosa da purificare prima di prendere la Santa Cena, in quella preghiera che facciamo prima della Santa Cena, chiedi a Dio il perdono dei peccati, chiedi a Dio che possa lavarti, purificarti, possa lavarti quei piedi sporchi per tornare a riconciliarti pienamente con Lui e vivere questo momento della Santa Cena pieno. La purificazione, fratelli, è qualcosa che ognuno di noi come cristiani deve vivere quotidianamente. Penso quotidianamente. Se c'è qualcuno che non pecca quotidianamente, buon per voi, state raggiungendo un buon livello di santità. Ma non dite io non pecco quotidianamente, perché la Bibbia ci dice che se tu dici non sto peccando, già stai peccando. Quindi mi raccomando, dillo sottovoce. C'è però un ostacolo molto grande alla nostra purificazione. E voglio togliere un attimo la frase di Pietro dal contesto, ma dopo vedrete che comunque, se riferita a Pietro, penso che possa andare molto bene ugualmente. Uno degli ostacoli più grandi, se non l'ostacolo più grande, noi lo vediamo quando Pietro dice a Gesù: tu Signore vuoi lavare i piedi a me, tu non mi laverai mai i piedi. Lo voglio togliere dal contesto, perché effettivamente Pietro lo diceva per un altro motivo. Pietro lo diceva perché voleva essere servo di Gesù, voleva essere servo di Cristo. Ma penso che questa sia la risposta che molto spesso anche noi diamo a Gesù, ovvero non a me, non a me. Vedo che riferita a Pietro può andare anche bene toglierlo dal contesto, perché Pietro era una persona che era molto sicura di sé, no? Pietro era molto sicuro della sua fede, della sua devozione a Gesù, tanto che quando Gesù ha detto voi tutti quanti mi abbandonerete, Pietro ha detto no, figurati, io non ti abbandonerò mai, Signore. E Gesù gli risponde: Pietro, prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. E
sappiamo come andò a finire, no? Pietro lo rinnegò 3 volte. Pietro era molto molto sicuro della sua devozione a Cristo. Ma molto spesso noi rispondiamo a Gesù: questo non è per me. Quando è che rispondiamo a Gesù così? Quando sentiamo magari una parola, quando sentiamo magari un'esortazione, quando sentiamo magari un consiglio e non riusciamo a percepire che noi siamo quelle persone che hanno bisogno di quella parola. Non riusciamo a percepire che noi siamo le persone che hanno bisogno di quel consiglio. Non riusciamo a percepire che noi siamo le persone che hanno bisogno di quella correzione. Non riusciamo a percepire che Dio sta parlando con noi. Ci sono persone che, fratelli, stare sul pulpito ha i suoi vantaggi, perché magari durante una predica, durante la lode o durante qualche momento qualcuno dice qualcosa e noi vediamo i fratelli che si guardano, no? Gli uni gli altri, e dicono: ah, Dio sta parlando con lui, Dio sta parlando con lei, questa parola è per lei, questa parola è per lui, no? Ma dobbiamo capire che Dio non vuole parlare con la persona di fianco a noi. Dio vuole parlare con noi. Dio vuole parlare con noi. Se oggi tu sei venuto qua e finché venivi in macchina hai pregato Dio dicendo: Dio, usa il pastore per parlare con mio marito questa sera, usa per parlare con mia moglie, per parlare con quella persona che mi ha fatto quel torto, sappi che Dio non vuole parlare con quella persona. Dio vuole parlare con te. E riconoscere i nostri peccati è la cosa che più di tutto ostacola la purificazione nella nostra vita, perché noi siamo molto bravi a vedere i peccati degli altri, siamo molto bravi a vedere gli errori degli altri, ma non riusciamo a percepire i nostri. Gesù nel sermone sul monte, no, ha approfittato, anche lui ha detto la stessa cosa, ha detto: perché guardi la pagliuzza, scusate, non so l'italiano, perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non riesci a vedere la trave che c'è nel tuo? In portoghese è cisco. So in portoghese, tu lo spieghi in portoghese? Hai visto? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non riesci a vedere la trave che c'è nel tuo? Siamo bravi a vedere quello che gli altri sbagliano, ma non siamo bravi a vedere quello che noi sbagliamo. E questo è ciò che più di tutto ostacola l'agire di Dio nelle nostre vite. Una frase che ho sempre sentito dai primi giorni che ho messo piede in una chiesa evangelica, in una chiesa era questa perché sono stato solo in questa, è che non c'è persona più difficile da convertire di una persona che già pensa di essere convertita. Noi non riusciamo a percepire quello che c'è da cambiare in noi, non riusciamo a percepire quello che Dio vuole trasformare nelle nostre vite, che Dio vuole correggere in noi, ma siamo molto bravi a vedere quello che Dio vuole correggere nella vita della persona di fianco a noi o del nostro amico o di qualcun altro, no? Eppure noi dovremmo riuscire a imparare ad avere l'umiltà di riconoscere che noi siamo peccatori, che noi dobbiamo essere cambiati, che noi dobbiamo essere trasformati dall'agire dello Spirito Santo. E se noi non riusciamo a fare questo lavaggio di cui Gesù ci sta parlando, non potrà mai avvenire nelle nostre vite. E la cosa peggiore è che chi non si fa lavare i piedi da Gesù, come Gesù ha detto a Pietro, non avrà parte alcuna con lui. E penso che questo sia abbastanza facile da intendere quello che Gesù sta dicendo. Se noi non abbiamo l'umiltà e la capacità di dire: Padre, io sono in peccato, andare ai suoi piedi con un cuore afflitto, riconoscendo le nostre colpe, lui non ci potrà perdonare. E senza il perdono non c'è l'ipergrazia, fratelli. Noi dobbiamo essere perdonati dai nostri peccati quotidianamente. Dobbiamo essere perdonati quotidianamente dalle nostre colpe. Gesù un giorno disse una parabola, no? Si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 18,
è la parabola del fariseo, del pubblicano. Molto spesso questa parabola viene usata per insegnare in che modo pregare, ma Gesù non stava o non voleva insegnare in che modo pregare. Gesù comincia questa parabola dicendo così: disse ancora questa parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. E dopo racconta questa parabola della preghiera del fariseo che dice: Padre, non farmi essere come questo pubblicano, peccatore, così ti ringrazio che non sono come lui. E il peccatore invece con un cuore afflitto che diceva: Padre, perdonami dei miei peccati. Ma ripeto, Gesù non stava insegnando in che modo pregare. Gesù stava insegnando: c'è qualcuno che si crede giusto e disprezza colui che effettivamente è nel peccato, senza capire che anche chi si crede giusto forse era più peccatore dell'altro. Infatti Gesù finisce la parabola dicendo: io vi dico che quando tornò a casa sua il pubblicano fu giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si abbasserà sarà innalzato e chiunque si innalza sarà abbassato. In che modo possiamo riconoscere i nostri errori? Perché non è facile riconoscere i nostri errori. Come ho detto, per ognuno di noi non è facile. Il salmista Davide, mi sembra nel Salmo 19, dice: chi può conoscere i suoi peccati? Perdonami da quelli, purificami da quelli che mi sono occulti. È difficile riuscire a discernere, riuscire a vedere i nostri peccati. Siamo bravi a vedere quelli degli altri, ma i nostri è difficile. Ma ci sono alcuni modi per riconoscere i nostri peccati. Il primo modo è attraverso l'agire dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci convince di peccato. Giovanni al capitolo 16, Gesù dice questo ai suoi: è meglio che io me ne vada al Padre, perché così io posso mandare lo Spirito Santo a voi e lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. Nel Salmo 139, gli ultimi versetti dicono così: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è qualche via iniqua e guidami alla vita eterna. Lo Spirito Santo conosce i nostri peccati, lo Spirito Santo conosce le nostre iniquità e Lui ci può convincere di questo peccato, portandoci a vivere la vita eterna. Ma c'è anche un altro modo che ho già detto prima, attraverso il quale Dio può convincerci dei nostri peccati, ovvero attraverso la bocca dei nostri fratelli, attraverso la bocca di leader, di pastori, attraverso la bocca di tante persone che Dio può mettere nella nostra vita per consigliarci, per esortarci, anche per correggerci, perché spesso Dio ci parla attraverso la correzione. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è avere un cuore umile per poter capire che Dio non vuole parlare con la persona di fianco a noi, e Dio vuole parlare con noi, che noi possiamo essere questa chiesa purificata dallo Spirito Santo di Dio, lavati sì in un battesimo di ravvedimento, ma quotidianamente purificati, perché abbiamo l'umiltà di andare ai piedi del nostro Signore con un cuore afflitto e dire: Gesù, lava pure i miei piedi. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Voglio pregare insieme a voi prima di lodare il Signore. Vorrei che tu non ascoltassi la mia preghiera, io pregherò al microfono, ma vorrei che tu non ascoltassi la mia preghiera in questo momento. Vorrei che tu potessi fare la tua preghiera. Vorrei che tu potessi chiudere i tuoi occhi e in questo momento aprire il tuo cuore,
verso lo Spirito Santo, chiedendo: Dio, a volte i miei peccati mi sono nascosti, ma tu conosci ogni cosa di me. Perdona, Signore, ogni mio peccato e fai sì che io possa avere un cuore umile, un cuore afflitto, un cuore che riconosca dov'è che sto sbagliando, affinché ogni giorno io possa essere purificato da te. Fai questa preghiera, una preghiera sincera a Dio in questo momento. Il desiderio di Dio, ciò per cui Lui è sceso sulla terra, ciò per cui Lui è morto per me e per te, è che ognuno di noi possa essere veramente riconciliato con il Padre. Ma se vuoi essere veramente riconciliato con Lui, tu devi essere purificato. Io e te dobbiamo essere purificati, perché ognuno di noi purtroppo molto spesso è incline a cadere. Che Dio possa darci questa grazia di riconoscere i nostri peccati, che Dio possa darci questa umiltà di andare ancora una volta ai Suoi piedi e a chiedere perdono per ognuno di essi, per essere riconciliato con Lui. Io credo che nel momento che noi siamo riconciliati con Dio, le porte del cielo saranno aperte su di noi. C'è scritto che quando il popolo di Dio torna indietro dalle sue vie malvagie, Dio comincerà ad ascoltarlo di nuovo. Dio curerà le sue ferite, Dio curerà il suo paese. Che noi possiamo riconciliarci con Lui affinché la mano di Dio possa essere sopra di noi e soprattutto il nostro cuore possa essere riconciliato con il suo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, per questo culto meraviglioso che abbiamo vissuto alla tua presenza, sapendo che tu sei stato presente con noi in ogni momento, in ogni attimo, Signore, di questa serata, dalla lode, dai tempi profetici, Signore, da ogni preghiera. Tu eri lì con noi e tu sei qua con noi in questo momento. E adesso, Signore, per mezzo della tua parola ci è stato ministrato di ritornare a te con un cuore afflitto, con un cuore umile, con un cuore sincero, chiedendo perdono di ogni nostro peccato. Per questo, Signore, io ti chiedo che tu possa ascoltare in questo momento la mia preghiera, ma anche la preghiera che ogni mio fratello, che ogni mia sorella sta facendo dal suo posto. Che tu possa ascoltarci, Signore, che noi possiamo veramente essere in questo momento tuoi figli e figlie che vengono a te con un cuore rotto, Signore, con un cuore afflitto, con un cuore umile, sapendo di essere peccatori, sapendo di avere sbagliato e volendo veramente essere purificati e riconciliati con te. Ti chiedo, Signore, che tu possa rigenerare quella comunione che noi avevamo un tempo con te. Rigenerala, Signore, a partire da questa sera. Che chi non ti sentiva possa tornare a risentire forte la tua voce nelle sue preghiere. Che chi non ti vedeva possa ritornare a vedere veramente, realmente i tuoi segnali quotidianamente nella sua vita e la tua presenza costante nella sua casa. Nel nome di Gesù, Signore, oggi noi vogliamo tornare indietro da ogni nostra via malvagia. Ascolta questa preghiera, metti la tua mano su questo tuo popolo, cura le nostre ferite spirituali, vieni, Signore, a benedire le nostre vite. Per questo io ti prego, Signore, ti prego per una chiesa che abbia veramente il desiderio di essere una chiesa pura, una chiesa che ricerca la santità, ma che quando cade torna a te con un cuore afflitto per dichiarare che vuole essere lavata e purificata da te. Signore, qui c'è la tua chiesa, scendi su di noi col tuo spirito, con il tuo lavacro di rigenerazione, restauraci e riportaci a vivere una vera comunione con te. Per questo ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Finché lo adoriamo, e tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo
vittorioso è, nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, il suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo e anche le mura cadranno e le catene si spezzeranno finché lo adoriamo. Vittorioso è, nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no, il suo nome è immutabile, vittorioso è, nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no, il suo nome è immutabile. Come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente, grandioso è, come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente, grandioso, come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente, grandioso è, grandioso vittorioso è, nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia, il suo nome è immutabile, vittorioso è, nella tempesta sei, il suo nome è, i regni cambiano, ma il nostro Dio non cambia mai, no, perché il suo nome è immutabile. Vittorioso è, nella tempesta
Possiamo ringraziare Dio con un applauso per la sua presenza in mezzo a noi questa sera, perché ancora una volta è stato fedele, perché ancora una volta si è mostrato, si è rivelato a noi. Possiamo accendere le luci, siamo già andati un po' avanti con l'orario. Ci sarà qualcosa da mangiare qua fuori, qualcosa di cui i brasiliani vanno ghiotti, quindi non andate via subito, stiamo un po' insieme per scambiare due parole, per vivere un po' di comunione come Chiesa, come uni in Cristo. E prima di terminare il culto dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana. Mattia, vai Stella. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana per William festeggiare a casa con qualcun altro. Basta compleanni? Amen. Allora se potete stendere le vostre mani verso Stella, verso Mattia. Signore Gesù, ti chiediamo in questo momento di benedire il nuovo anno di Stella, di Mattia, questo anno che gli hai concesso di vivere, Signore, che possa essere un anno pieno della tua gioia, pieno della tua allegria, pieno della tua pace, della tua salute, Signore, ma sempre ti chiediamo che soprattutto la tua presenza possa riempire i loro cuori e le loro vite in questo nuovo anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, seguendo l'esempio di Giacomo, di Catrini, possiamo fare così con le nostre mani per ricevere anche noi questa stessa benedizione che abbiamo desiderato sulla vita di Mattia, sulla vita di Stella, chiedendo a Dio che la sua gioia, la sua allegria, la sua unione, la sua salute, la sua pace che viene da Lui possano riempire le nostre vite, possano riempire le nostre case. E soprattutto chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.